Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Eccoci amici dell'oroscopo, una buona giornata a tutti da me Maria, pronta ad accompagnarvi con tutte le novità. Oggi è venerdì 22 luglio, siamo nel pieno dell'estate, pronti ad andare a scoprire un po' come andrà questa giornata e lo facciamo insieme alle stelle di Radio.0. Pronti a partire? Iniziamo dai nostri Ariete. Difficile prevenire e arginare alcune stressanti richieste per voi, per quanto potete però vi adoperate affinché non ci siano ulteriori ritardi nelle consegne. Dopotutto è venerdì, bisogna correre un po'. Preparatevi diligentemente e non temerete confronti. Toro, per voi se in questo momento cercate maggiore indipendenza economica o emotiva dagli altri, la congiunzione Luna-Urano fa davvero al caso vostro questa volta. Vi siete meritati poi un bel incentivo parlando di situazione lavorativa, dimostrando di saper mandare avanti quasi da soli gli affari, in particolare uno. Gemelli, in questa giornata forse non avrete le ali ai piedi come vorreste, ma questo non vuol dire che non potete decidere per conto vostro su cose davvero importanti. Non permettete poi a nessuno di intralciare i vostri movimenti, d'altronde la libertà viene al primo posto e voi lo sapete bene. Grande padronanza di voi stessi per i nostri Cancro, grazie all'armonia della luna nel tranquillo Toro. In più di un'occasione dimostrerete di saper mantenere un ottimo controllo, bravi. Un collega poi si farà perdonare per una passata incomprensione, avete capito di cosa stiamo parlando? Accettate le scuse senza tergiversare. Leone, eccoci da voi. Le scelte che farete oggi forse non saranno così equilibrate. Affidatevi quindi alle parole degli esperti che farete sicuramente meglio. Idee invece da rispolverare senza sentirvi in colpa. Attenzione perché oggi non potete puntare sull'originalità al 100%, dovete trovare altre vie. Il tempo delle vacanze è ormai arrivato per voi amici della Vergine, fate affidamento alla complicità lunare allora per portare avanti in particolare al meglio ogni preparativo alla perfezione. Non lasciate nulla al caso, mi raccomando, organizzate ogni dettaglio. Bilancia, indecisi sul da farsi voi? Attenti ai ritardi oggi, meglio condurre in porto i vostri programmi senza ripensamenti e senza fare dietro front soprattutto. Siate poi ben disposti a perdonare il partner se ritarda oggi, ricordate che la perfezione non è di questo mondo e dovreste saperlo. Scorpione, la volontà a volte non basta per far fiorire un progetto, servono passione e dedizione costante, sono due caratteristiche che dovreste affinare un po'. Non allontanatevi però dal percorso stabilito in questo momento, siete a corto di idee? Fate il pieno con una capatina in libreria o magari facendovi ispirare da una bella passeggiata nella natura. Sagittario, pian piano i semi che avete coltivato cominciano a fiorire, lo potete vedere, non potrete far altro quindi che farvi complimenti per la vostra assidua costanza, noi intanto vi facciamo un applauso. Con l'arrivo poi del fine settimana avrete meno voglia di dedicarvi al lavoro, ma non vi arrenderete comunque, bravi. Capricorno, e siamo arrivati a voi che non avete nulla di cui lamentarvi, almeno voi, tranne qualche imprecisione che prontamente rimodellate a vostro piacimento. Siete diventati dei veri perfezionisti, lo sapevate? Fate rimanere tutti a bocca aperta, infatti, grazie al vostro senso pratico, pur nelle limitazioni del momento. Continuate così. Acquario, combattete anche voi le limitazioni, in questo caso di tempo e risorse economiche, causate questa volta dalla quadratura lunare con Saturno. Usate tanta fantasia e tanta creatività. Non vi aspettate poi molto dagli altri, come al solito preferite fare da soli, ma riceverete una bella sorpresa, attendete con pazienza. E chiudiamo con i nostri pesci. Oggi dovrete sfruttare la popolarità dei buoni rapporti della Luna con Nettuno per ricucire una relazione, facendo leva sui vostri buoni e sentiti propositi. Ambite a venire elogiati, cominciate però con l'essere soddisfatti dei risultati raggiunti, non vi servirà altro. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, si chiudono qui le novità, si chiude qui il nostro oroscopo, ma è tempo di andare a vivere la giornata, quindi auguriamo a tutti un buon venerdì, un buon weekend e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0